Ascolta Emi, i girasoli magari dietro lì non ci stanno, dietro. No, dietro l'attaccapanni. Sotto la foto. Qua? Sì, anche se si vede un poco. Perché no, sai che non sta in te, ma bisogna metterci anche vicino. Non sta su con l'attaccapanni? Occhio, l'ho mandato dalla mia e se passa la lingua siete pronti? Allora te sei pronta, sorella? Prontissima. Va bene. Avanti, prego. No, poi. Quando entra Matteo? No, Ma lo devi vedere. perché lui non aveva ancora bussato. Dai, bussa Giuseppe. Avanti, prego. Buondì, madame. Asciate. Dica pure con immagino cara me maggior che lei avrà corso la sua bella cavallina, né? Ma certo, un galoppo continuo. Sì, per favore. E le devo confessare una cosa. La mia gamba rigida non è un ricordo di guerra. Ah no? No, saltando da una finestra in mutande in Francia nel 48. Parbleu! A me par negher però, comunque che c'è sempre più avanti. Così, blocca. Matteo, Blocca. qua c'è buio, Me lo giusto? lasci libero. E c'è illuminato solo la finestra. Mamma mia. No, aspetta, ho sbagliato perché c'è il paravento. Madonna, ma che fresco che fa qui stasera, ma per forza, ma lascia la finestra aperta, che là lì, sì. Sì. Mamma mia, quanto fresco c'è pa! Ma lei è letteralmente rumpabal? Ma se te volevi prima comincia a capire, dove no venni su? Dai, dam la man, dai come in dei film, dai che scappo via da quell'impiastro del tuo fratello, dai, dam la man. Uè, ma che manaschete che? Ma te la sai che state che è una sberla un pedun, te la fai pirlare per una settimana, eh? Scusate. Mi te l'avevi di che stavi minga ben, per forza come faceva sta men con tu una campagnola compagna Oh, come sì, ma te la vaga sulla furca, te la vaga sulla furca. idea fa? Ma davi no vergogna? No. Oh, maledetta, la deve vergognarsi dinanzi a suo marito. Al so dei Mario. Ma il marito di chi? So. No, ma chi? Ma lui non vede go! Poi condugliarsi alla sciura. E basta? E basta, no, dopo la sciura la versione bag, una comunicazione in diretta con il defunto, in sci, tanto per far quattro ciacere, ecco. Pensati addirittura una comunicazione diretta con te defunto, roba di niente!
Bravo!